Il mondo della ceramica, l'agricoltura, tutti i settori della nostra economia risentono degli aumenti del gas, l'allarme delle aziende, interventi subito, saremo costretti a fermare la produzione. Nuova impennata del prezzo del gas, cittadini alle prese con il caro bollette, preoccupa l'inverno alle porte, intanto torna l'ipotesi di eliminare l'ora solare per risparmiare. Ennesima tragedia lungo le strade del Veneziano, a perdere la vita Riccardo, 19enne di Santa Maria di Sala, tra i primi ad arrivare sul posto dell'incidente il papà che ha tentato a lungo di rianimarlo. Tragico epilogo a Tombolo per un'anziana che era scomparsa da casa sabato mattina, il corpo senza vita dell'82enne è stato ritrovato in una canaletta. Camminano lungo un muretto largo una decina di centimetri rischiando di cadere in un canale e si filmano, protagonisti 13enni di Rosà. Ruba abiti e prodotti per la casa in un centro commerciale di Cittadella e nasconde la refurtiva nei passeggini dei figli di 3-5 anni, arrestato dai carabinieri un 27enne di Altivole. Prima le emozioni per il rito di beatificazione di Papa Luciani, poi l'esplosione di gioia e adrenalina del Palio di Montebelluna. È stata una domenica da record per Antenna 3. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque, l'avete sentito, con l'economia perché oggi si registra una nuova impennata del prezzo del gas, preoccupa questo in vista dell'inverno e a livello politico ci si interroga sull'opportunità o meno di togliere le sanzioni alla Russia ed è su questo che verte il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Il quesito al quale vi chiediamo di rispondere dice: caro Energia, togliere le sanzioni alla Russia? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E allora veniamo all'economia, un'economia sempre più in difficoltà proprio per questi rincari, dalla ceramica al mondo dell'agricoltura, aziende sempre più preoccupate che avvertono o si prendono misure urgenti o rischiamo di fermare la produzione. Iniziando una grande tempesta globale è la nuova minaccia del Cremlino all'Occidente. Con la stagione fredda alle porte, se dall'Europa non arriveranno decisioni in merito alle sanzioni alla Russia, il governo di Putin potrebbe essere pronto a rispondere tagliando le forniture di gas il cui prezzo oggi ha toccato i 275 euro al megawattora. Uno scenario che renderebbe ancora più grave la situazione di famiglie e imprese. L'economia in tutti i suoi settori risente drammaticamente dei rincari energetici. Lo sanno bene i ceramisti che hanno visto le bollette subire aumenti esponenziali rispetto allo scorso anno. E si trovano una differenza di 200.000 euro dall'anno scorso, dal 2021 al 2022. Va da sé che la soluzione è quella di fermarsi. Il gas per queste realtà ha toccato i 2,40 euro al metro cubo. La produzione conviene veramente fermarla, pensando probabilmente più avanti anche a delle chiusure. La situazione è grave veramente. A questo punto abbiamo avuto modo di sentire di colleghi che stanno spegnendo di forni perché la situazione sul costo del gas è irreversibile. Non sapere quale sarà il futuro prezzo del gas rende complicato preparare preventivi e sottoscrivere contratti, nonostante paradossalmente le commesse ci siano. Il rischio infatti è quello di produrre sotto costo. Aziende che a fronte di questi aumenti si vedono costrette a congelare investimenti e nuove assunzioni. Servono misure urgenti come un tetto al prezzo del gas, chiede Maroso, che spiega come le imprese si troveranno costrette a scelte sofferte. Far fare delle ferie a delle persone che lavorano con noi e di conseguenza succederà successivamente si penserà di mettere in atto la cassa integrazione. Cambia il comparto ma non lo scenario. Il mondo agricolo, in modo diverso da settore a settore, risente degli aumenti con rincari anche del 300%. La zootecnia, quella a pagare in questo momento il prezzo più alto. Le aziende a questo punto devono proprio decidere se continuare, ridurre la produzione, ma fino a che punto, perché al di sotto di certi numeri poi non diventa conveniente tenere un'azienda attiva. E devo dire che da questo punto di vista noi l'abbiamo sempre un po' denunciato, ma io degli esempi di chiusura effettiva di aziende zootecniche l'ho vista, mi è stata confermata e pertanto queste paure sono diventate anche realtà.
Si fanno avanti tante proposte per mettere un limite a questo aumento senza freni dei costi di energia e gas, e tra queste prende piede anche l'ipotesi di una ora legale tutto l'anno. Caro Energia, un anno dei record negativi. Nel 2022 la bolletta del Paese potrebbe salire da 43 a 100 miliardi. Lo ha detto ieri il ministro dell'Economia Daniele Franco, che ha sottolineato che l'aumento di 60 miliardi rappresenta circa 3 punti di PIL, un deflusso di risorse dall'Italia verso l'estero. Di fronte a questi numeri straordinari è necessario ricorrere a misure straordinarie. Il governo dovrebbe intervenire la prossima settimana con un decreto apposito di riforme, ma quello che è chiaro fin da ora è che inseguire l'aumento dei prezzi non basta più. Ecco l'emergere di proposte e iniziative alternative, possibilmente a costo zero o poco più. A prender piede, per esempio, l'ipotesi di non passare all'ora solare il 30 ottobre prossimo, ma estenderla definitivamente a tutto l'anno. Un modo per beneficiare di un'ora di luce in più, con tutto il risparmio di energia e costi che ne consegue. Una stima a questi prezzi di luce e gas porterebbe ad un risparmio di 1 miliardo di euro al nostro Paese solo nel primo biennio. Cosa ne pensano i cittadini? Una novità, però in questi periodi sicuramente, se si può allungare la luce e risparmiare. Se potesse essere utile per risparmiare non avrei delle argomentazioni abbastanza forti contro. Guarda, mia suocera direbbe che andrebbe bene così. Ma lei? Uguale, altrimenti si arrabbia. Ma guardi, non lo so, è una questione controversa da molti anni. Se effettivamente è così, in questo momento di emergenza, perché no? Io sono favorevolissimo perché ci fa recuperare un'ora buona, oltre che farci risparmiare, mi pare 500 e più. Favorevole, almeno così, visto il costo energetico, c'è un risparmio. E anche la campagna elettorale si accende proprio intorno al tema dell'energia e dei costi del gas, campagna elettorale che vede Matteo Salvini a Treviso. Ci colleghiamo subito con Piazza dei Signori. C'è nel programma, c'è scritto. Poi è un diritto, non è un obbligo. Se milioni di veneti l'hanno chiesta con un democratico referendum, non vogliono togliere nulla, noi non vogliamo portare via niente a nessun altro. Però semplicemente se la Regione Veneto, perché Luca è bravo e la sua squadra è brava, gestisce una competenza statale facendolo meglio e spendendo meno, non porta via soldi a nessuno, e quello che risparmia rimane sul territorio del Veneto. Mi sembra un principio federale di buona amministrazione che funziona in mezzo mondo, che premierà anche il Sud, più virtuoso, più meritevole. Quindi certo, fra il voto alla Lega e il voto agli altri sul tema autonomia, noi su questo siamo nati e su questo andremo avanti. Ecco, ma che anni, cioè che mesi date nel momento in cui dovesse vincere le elezioni? A me piacerebbe che l'anniversario del referendum, quindi a ottobre, ci fosse in Consiglio dei Ministri la legge quadro, che costa zero, non occorrono soldi, si può fare, le elezioni sono il 25, il nuovo Parlamento è convocato per il 13, il governo ce l'ha in carica subito dopo e quindi dopo 5 anni dal referendum avere l'approvazione almeno in Consiglio dei Ministri per me sarebbe un orgoglio, oltre che essere giusto per milioni di cittadini che hanno detto sì al referendum. Non hanno molto i sondaggi, ma ci siamo. Qui danno il sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega proprio il Veneto come laboratorio politico. Che effetto farà se fosse così? Si processa a Salvini o si processa a Zaia? Ma mi stupisce che lei faccia le domande sui se, sull'oroscopo, sul sondaggio. Secondo me se lei chiedesse a questa gente qua qual è l'emergenza sono le bollette. Mi stupisce che nessuno abbia chiesto niente sulle bollette. Lei parla di processi. Io voglio una riforma della giustizia con processi più veloci e non con l'immunità parlamentare. Il sondaggio c'è il 25 settembre. Capisco che alcuni di voi giornalisti alimentino presunte divisioni. Ognuno fa il suo mestiere. Io sono convinto che a Treviso in Veneto la Lega prenderà un voto in più di tutti gli altri e mi spiace che molti di voi ignorino l'emergenza bollette, luce e gas, che è l'emergenza nazionale. Tutto qua. Poi non voglio insegnare il mestiere a nessuno, però se devo scegliere fra la bolletta e il sondaggio, io la domanda la farei sulla bolletta. La ricetta di Salvini per le bollette? Avete sentito Matteo
Matteo Salvini, intervistato dal nostro Lucio Zanato, ha parlato di autonomia che ha definito una sacrosanta richiesta da parte del Veneto, e poi ha parlato del caro bollette, che è la questione su cui ruota la discussione in questo momento. Come detto, e lo vedete anche in sovrimpressione, il nostro sondaggio che chiede se è giusto togliere le sanzioni alla Russia come possibile risposta per fermare questa impennata del costo del gas e non solo. E allora questa è anche una domanda che abbiamo rivolto ad alcuni candidati alle prossime politiche. Sentiamo le risposte del candidato di Vota la Vita, di Italia Sovrana e di Sovrana e Popolare e di Unione Popolare. Io direi subito sì, perché effettivamente noi cittadini che paghiamo le tasse abbiamo diritto ad avere un servizio, cioè almeno il gas, almeno l'elettricità e così via. Ci sono vari aspetti che devono essere ovviamente verificati, cioè questi aumenti sono veramente collegati con la Russia oppure c'è qualche altro discorso? Noi abbiamo fatto dei contratti decennali a un prezzo basso del gas e quindi questi aumenti non sono esattamente correlabili. Le sanzioni alla Russia vanno tolte senza se e senza ma non è il tema. Le sanzioni alla Russia non dovevano essere messe, non doveva essere l'Italia capofila più realista del re a portare avanti questa vera e propria guerra, se vogliamo usare una parola forte, ma di fatto lo è, contro il popolo russo. E il fenomeno bollette viene strumentalizzato, è un'ennesima emergenza, un'ennesima paura che è funzionale ancora una volta a sedimentare delle politiche folli di decostruzione del nostro tessuto sociale. Il vero problema non sono le sanzioni, ma il vero problema è la guerra. E chi ha fomentato questa guerra, e l'Italia è stata sempre in prima fila, lo ha fatto irresponsabilmente, perché comunque c'è un problema innanzitutto sociale, che la guerra va a scapito sempre di tutti i popoli, degli invasi e degli invasori, ed è combattuta dalle elite economiche che ne traggono addirittura guadagno. Quello che pensiamo noi è che non ci sia stata una forte azione diplomatica, che l'Italia avrebbe dovuto mettersi in prima fila in una fortissima azione diplomatica, e che il dibattito invece è stato filo atlantista fin dall'inizio e ha rifiutato fin dall'inizio la complessità. Siamo alla cronaca con l'ennesima tragedia sulle strade del Veneto. A perdere la vita un 19enne di Santa Maria di Sala. Oggi sul luogo della tragedia rose bianche in suo ricordo. Sulla Nolese Sud nessuna traccia di frenata o altro segno, e il mazzo di rose bianche lasciate oggi sul campo dove si è consumata la tragedia a testimoniare dove Riccardo Gallo, 19 anni, compiuti a luglio, ha perso la vita domenica scorsa all'alba a bordo dell'auto guidata dalla neopatentata fidanzata con altri 3 amici, tutti di Veternigo di Santa Maria di Sala. Stavano rientrando dalla serata in discoteca da Noale quando, per causa del vaglio degli inquirenti, l'auto è uscita fuori strada carambolando su se stessa e finendo proprio lungo il campo a bordo carreggiata. Un impatto tremendo, con Riccardo, sembra fosse senza cintura, sbalzato letteralmente fuori dall'abitacolo. Il ragazzo era molto conosciuto tra la comunità salese anche per l'attività di barbiere del padre. Sono stata a portare le condoglianze dell'amministrazione alla famiglia e anche mie personali, essendo una famiglia che conosco da tantissimi anni. Tra i primi ad allarmarsi perché non vedeva rientrare il nipote, la bisnonna di 102 anni, con il padre del ragazzo, Mirko, subito sul luogo dell'incidente, ha tentato più volte di rianimare il figlio, ma le ferite riportate da Riccardo erano troppo gravi e l'urto con il terreno non gli ha lasciato scampo. Il 19enne non respirava più da diversi minuti. Il dolore quando si entra in una famiglia che ha perso da poche ore un figlio così giovane, entri nel dolore della famiglia e ne resti sconvolta, e oggi mi sento veramente così. Ora l'auto è sotto sequestro, sottoposta all'alcol test e alla fidanzata, feriti ma non in modo grave 2 dei 3 ragazzi passeggeri, con il terzo grave ma non in pericolo di vita.
Tragico epilogo a Tombolo, nel Padovano, per un'anziana che era scomparsa da casa sabato mattina. Il corpo senza vita dell'82enne è stato trovato in una canaletta. Il corpo di Assunta Pasinato, 82 anni, è stato trovato in un canale di via Corse tra Busiago di Campo San Martino e Villa del Conte. Le speranze di ritrovare in vita l'anziana scomparsa da casa sabato pomeriggio si sono infrante questa mattina, quando un passante ha notato un corpo esanime. La donna, residente a Tombola, era uscita di casa sabato verso sera in sella alla sua bici e non è più tornata. I familiari avevano dato l'allarme fornendo una descrizione precisa della signora e degli abiti che indossava. Secondo una prima ricostruzione non si esclude che l'82enne possa aver vissuto un momento di confusione e una momentanea perdita di memoria che le abbia impedito di ritrovare la strada di casa. I carabinieri non hanno trovato segni sulla donna o sulla bicicletta che facciano pensare ad un urto con un mezzo. L'ipotesi più probabile è che sia caduta da sola. Avevano nascosto la refurtiva nei passeggini dei figli di 3 e 5 anni. Per questo i carabinieri di Cittadella hanno arrestato in flagranza del reato di furto un 27enne di Altivole e denunciato in stato di libertà la convivente 22enne per concorso nel furto. I due all'interno di un centro commerciale avevano rubato abbigliamento e prodotti per la casa per un valore di 200 euro, manomettendo il sistema antitaccheggio con un attrezzo multiuso trovato in possesso dell'uomo. Camminano lungo un muretto largo una decina di centimetri rischiando di cadere in un canale e si filmano con il cellulare. Loro, ragazzini e ragazzine di 13-14 anni, lo chiamano il sentiero della morte e cresce la preoccupazione a Rosà. Si chiama Sentiero della Morte, è l'ultima moda tra i giovanissimi rosatesi che sfidano la sorte rischiando di farsi male e parecchio. 13-14 anni in pieno giorno, sprezzanti del pericolo, riprendono tutto con un telefono cellulare. Siamo a 2 passi dall'oratorio in pieno centro paese, proprio a ridosso della trafficatissima 47 Valsugana. A dare l'allarme il presidente del Circolo Noi di Rosà, Emilio Pegoraro. Loro scavalcano il parapetto che c'è della Roggia Balbi e attaccati al muro fanno una camminata lungo il muricciolo qua e vanno avanti un pezzo filmandosi e dicendo anche proprio Sentiero della Morte e poi si girano e tornano indietro. Pericolosissima come cosa? Sì, perché adesso la roggia è bassa, però a volte arriva anche a filo della strada, quindi si incanala anche da questo lato, quindi prende anche velocità, è molto pericoloso. E siamo qua un po' preoccupati anche di questa moda stupida che invece di far questo potrebbero fare altro alla loro età. Vorrei che questa cosa si interrompesse prima che succedesse quello che non dovrebbe succedere, insomma. Pegoraro ha avvertito la polizia locale, la sindaca Elena Mezzalira, attraverso i social ha lanciato un appello alle famiglie di Rosà. La domanda che mi viene è mio figlio quello che fa questa cosa o è una cosa che non riguarda nessuno? Cioè, le famiglie sanno cosa succede al di fuori di casa loro? Perché qua noi abbiamo visto tante situazioni, però questa è veramente... È una follia, questa è una follia, non dovrebbe neanche essere immaginata una cosa del genere. Questo è veramente da idioti proprio, il termine giusto idioti. Cambiamo argomento, prima le emozioni per il rito di beatificazione di Papa Luciani, poi l'esplosione di gioia e adrenalina per il Palio di Montebelluna. È stata una domenica da record per Antenna 3. Dalle 10 del mattino fino a sera, emozione dopo emozione, come sempre rigorosamente in diretta. È stata una domenica da record per Antenna 3. In tantissimi avete scelto la nostra emittente per seguire prima il rito di beatificazione di Papa Luciani, poi il Palio di Montebelluna. Sacro e profano si sono alternati in una giornata dalle tante sfaccettature, come denominatore comune la volontà di raccontarvi il nostro territorio. Città evangelica,
La giornata iniziata da Canale d'Agordo, terra natia di Albino Luciani, diventato pontefice per soli 33 giorni con il nome di Giovanni Paolo I. Dalla profonda montagna bellunese alla guida della Chiesa di Roma, una vita straordinaria il cui ricordo è ancora vivo in tanti veneti che lo hanno conosciuto anche come vescovo di Vittorio Veneto e patriarca di Venezia. La piazza del paese agordino è stata alternata a San Pietro, il grande e il piccolo, con la fede che unisce e annulla le distanze. Ut venerabilis servus Dei Ioannis Paulus I, Papa. È partito, busta il... Dalla spiritualità all'adrenalina, nel pomeriggio abbiamo cambiato passo e documentato le gare conclusive del Palio di Montebelluna numero 32. Ritornato in grande stile dopo la pandemia, il tifo del pubblico e lo sforzo degli atleti hanno fatto il resto con sudore, passione, voglia di esserci. Anche noi da parte nostra abbiamo fatto il massimo e ancora una volta ci avete premiato. Grazie. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3, una nuova puntata di Ring con i temi che stanno infuocando questa campagna elettorale. Ospiti, senatore Andrea Ostellari della Lega, Paolo Cagnan, condirettore del gruppo Gedi, e poi l'onorevole Mattia Fantinati di Impegno Civico, Cristina Manes del Movimento 5 Stelle e Luca Teodori di Vota la Vita. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, dunque bel tempo, ma dura poco perché da metà settimana arrivano nuove piogge. Intanto il dettaglio di martedì 6 settembre. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo in genere sereno o velato. Precipitazioni assenti. Nel pomeriggio però aumenterà la probabilità di qualche acquazzone limitato alle zone montane. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 15 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sui monti qualche nuvola al mattino, più variabile nel pomeriggio con occasionali rovesci. Temperature minime sui 18-22 gradi, massime intorno ai 27-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà per lo più soleggiato, quantomeno nelle ore centrali. A seguire potrebbero verificarsi isolati temporali. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.